Buongiorno a tutti, sono il dottor Francesco Causin, direttore della neuroradiologia e della radiologia pediatrica dell'azienda ospedaliera di Padova. La neuroradiologia è una branca specialistica della radiologia, si occupa in maniera elettiva delle malattie del cervello e del midollo spinale, del cranio, della colonna vertebrale, ed è una branca che negli ultimi anni, l'ultimo decennio, sta evolvendosi in maniera importante. Questa evoluzione è legata a nuova tecnologia che sta veramente molto prepotentemente venendo avanti e che assieme a conoscenze mediche sta permettendo un'importante evoluzione della branca. Le malattie che principalmente interessano la neuroradiologia sono patologie oncologiche, patologie degenerative, quindi tumori del sistema nervoso centrale, la sclerosi multipla, il morbo di Parkinson, tutte le malattie legate all'invecchiamento cerebrale, che quindi impattano in maniera importante sul mondo occidentale, che sappiamo che per fortuna si vive sempre di più, e chiaramente si occupa di tutti gli ambiti vascolari, quindi tutta la patologia malformativa, la patologia neurismatica, e c'è un forte interesse e una importante attività ormai da parecchio tempo su tutto ciò che è l'ictus. Noi cerchiamo persone che abbiano forte interesse in questo ambito specialistico. In questo momento abbiamo la possibilità di allargare il nostro organico e quindi di evolverci in maniera importante. Abbiamo necessità di avere nuove persone con nuove prospettive, che abbiano una loro dinamicità, che abbiano voglia di investire su di noi e anche su loro stessi. Questa struttura in questi ultimi anni, questi ultimi mesi, si sta evolvendo in maniera importante sia per quanto riguarda ambiti edilizi, quindi il nuovo ospedale, una nuova pediatria, tutta una serie di strutture che potranno nel prossimo quinquennio e anche oltre essere di importante supporto logistico a chi vuole lavorare qui. Non di meno esiste un'importante possibilità di collaborazione con i centri che lavorano con noi, con importanti reparti che lavorano con noi, la clinica neurologica, le neurochirurgie, sia quella pediatrica che quella dell'adulto, un otorino che lavora in maniera molto importante in ambito oncologico e chirurgia maxillofacciale, tutta l'area pediatrica. Quindi è una struttura in forte evoluzione che ha bisogno di gente che abbia voglia di investire su se stessi e quindi che ci aiuti a crescere.